L'Italia è diventata uno Stato canaglia. Il 12 giugno 2014 la Regione del Veneto ha legittimamente approvato una legge importante, la numero 16 del 2014, voluta e sottoscritta da oltre 100.000 cittadini su iniziativa del movimento politico Indipendenza Veneta. L'8 agosto 2014 il governo italiano di Matteo Renzi ha impugnato la legge 16 davanti alla Corte Costituzionale. Questo governo, che ora presiede anche il semestre dell'Unione Europea, deve rendere conto agli Stati e ai cittadini d'Europa della sua condotta illiberale, autoritaria e antidemocratica riguardo al popolo veneto. Cosa farà come Presidenza UE nei confronti della Catalogna che rivendica uguali diritti? Cosa dice della democratica Gran Bretagna che si è accordata per il voto in Scozia? Col Veneto vuole lo scontro o il confronto? Quando dirà al mondo la verità sui disastrosi conti dello Stato italiano? Quando dirà al mondo la verità sui prelievi coloniali al popolo veneto, sino al 68,7% di tasse, per finanziare la sua corrotta burocrazia, i privilegi dei politici italiani e gli sprechi dello Stato? L'impugnazione della legge 16, che ha per oggetto un referendum consultivo in esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo veneto, contrasta col diritto internazionale, Carta dell'ONU, articolo 1 e 55 e Patto di New York del 1966 sottoscritti dall'Italia, a cui l'Italia deve conformarsi, come impongono anche altre leggi, l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 53 della Convenzione di Vienna del 1969. Vietare la consultazione democratica e pacifica del popolo veneto in atto di autodeterminarsi avvicina l'Italia agli stati canaglia, autoritari, di polizia, quelli che violano il diritto internazionale. Il mondo civile, libero e democratico, deve sapere che in Italia si violano i diritti fondamentali, si calpestano il diritto interno e il diritto internazionale, si impedisce e si vieta al millenario e sovrano popolo veneto di tenere il referendum consultivo, previsto dalla legge 16 del 2014, cioè un atto di democrazia diretta, analogo e contrario a quello che si tenne in Veneto il 22 ottobre 1866, per aggregare anche allora con un voto il territorio e il popolo veneto all'Italia già nata nel 1861. Chiediamo al mondo intero: se il Veneto si è aggregato all'Italia con la consultazione del 1866, perché oggi, 2014, non può esercitare lo stesso diritto al contrario? La libertà non è mai a senso unico, la schiavitù, ahimè, sì. Aiutateci a difendere la libertà e la democrazia. Vogliamo l'indipendenza esercitando il diritto di autodeterminazione. Grazie.